L'innalzamento delle temperature e l'inquinamento minacciano gli ecosistemi devastati da milioni di tonnellate di plastica. Sono impressionanti i dati diffusi oggi, giornata mondiale degli oceani. Sentiamo Elisa D'Alto. I volontari sotto gli occhi dei bagnanti raccolgono con pazienza tutto quello che in spiaggia non dovrebbe mai finire. Cotton fioc, posate usa e getta, insomma tanta plastica. Una scena che si ripete da nord a sud. Qui siamo a Palermo, dove oggi hanno pulito mare e sabbia. La plastica e le microplastiche sono il maggiore problema, date appunto dall'uso e dal consumo eccessivo della plastica usa e getta. Nella giornata mondiale dedicata agli oceani, le associazioni lanciano di nuovo l'allarme. È la plastica a soffocare i nostri mari. Da tempo le iniziative si moltiplicano, ma è un'impresa che sembra impossibile. Questa è l'isola di Tavolara, in Sardegna, un tratto di costa che sembra incontaminata, eppure anche qui i volontari spazzini riempiono i sacchetti. Cannucce, bastoncini. Ci sono anche fin troppi inquinamenti e comunque alcune specie purtroppo si stanno andando comunque ad estinguersi anche per questo. I dati sono sconfortanti. Ogni anno nel Mediterraneo finiscono 570.000 tonnellate di plastica, l'equivalente di quasi 34.000 bottigliette al minuto. Ma sono tutti gli oceani ad aver bisogno di una cura urgente. Ricoprono 2/3 del pianeta ed è dalle loro acque che proviene gran parte dell'ossigeno che respiriamo.